Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Un vasto incendio si è verificato vicino all'ospedale Cannizzaro, precisamente in viale Angelo Vassa 33. Coinvolto un appartamento, le fiamme stanno interessando il primo piano insieme alla mansarda. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che non sono ancora in grado di escludere la presenza di persone all'interno dell'abitazione. Il GIP del Tribunale di Marsala ha rigettato la richiesta di incidente probatorio presentata dal legale di Ernesto Favara, l'ex pescatore che il 24 dicembre scorso ha ucciso con 12 coltellate la moglie Maria Matuzzo a Marinella di Selinunte. L'avvocato aveva chiesto la perizia psichiatrica sul suo assistito per verificare se al momento di commettere il delitto l'uomo fosse capace di intendere e di volere. Dopo l'inchiesta della Procura della Corte dei Conti, la vicenda di Sicily Women and Cinema, che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia anche con una mostra fotografica al Festival Cinematografico di Cannes, potrebbe finire sotto i riflettori della Procura della Repubblica di Palermo. Anche il Codacons è intervenuto presentando un esposto sulla situazione poco chiara emersa negli ultimi giorni. Giudizio immediato per Pippo Gianni, 77 anni, sindaco di Priolo, nel Siracusano, dal 3 ottobre scorso agli arresti domiciliari con l'accusa di istigazione alla corruzione, tentata concussione, falsità materiale e ideologica in atti pubblici. Gianni è accusato dalla Procura di Siracusa di aver esercitato pressioni nei confronti di 2 aziende del polo del petrolchimico per assunzioni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.